make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out into space, celestial. Nuovo appuntamento tematico coinvolge gli istituti scolastici Montalcini. Stamani un appuntamento per parlare di sanità e soprattutto prevenzione. Lo si fa con una realtà importante per il territorio che è il Club Lions, lo si fa con dei professionisti del settore sanitario. Tra l'altro qui abbiamo anche un indirizzo sanitario. Alla Montalcini con il nuovo indirizzo, il biotecnologico sanitario, ma comunque con tutti i ragazzi. Oggi parleremo dell'educazione alla salute, informazione, interazione, comunicazione per quello che potrebbe essere la prevenzione ovviamente ad eventuali tumori o comunque per la salute in generale. Io ringrazio ovviamente tutti i relatori, i professionisti che portano qui la loro alta professionalità all'istituto, si sono messi anche in discussione interagendo e comunicando con i ragazzi. Ringrazio il Club Service Lions nella persona del presidente Emanuele Farrugia e la moderatrice Egla Tornambè, che ha organizzato con il progetto Martina tutto questo. La scuola non deve essere solo ed esclusivamente didattica mirata a delle lezioni specifiche e settoriali. La scuola è anche questo, è tutto quello che riguarda il sociale, tutto quello che riguarda quello che è la problematica nella prevenzione e nella risoluzione della stessa. Come vi siete preparati per affrontare questa tematica? In questi giorni abbiamo affrontato al meglio questa tematica con i professori e abbiamo parlato molto soprattutto della prevenzione per questa malattia, che è una delle più diffuse e pericolose attualmente al giorno d'oggi. Il miglior modo per prevenire questa malattia è appunto intraprendere una buona alimentazione, quindi una corretta alimentazione e evitare appunto l'alcol e il fumo, che possono danneggiare con il tempo il nostro corpo. Oltre a questo, un altro metodo per poter prevenire al meglio questa malattia è quello di fare dei controlli, magari a partire dall'età dei 20 anni, una volta ogni 2 anni preferibilmente. Spesso sottovalutiamo le nostre cattive abitudini, come bere, fumare, mangiare cibi spazzatura, e spesso tutte queste cattive abitudini appunto possono provocare la produzione e lo sviluppo di questi tumori. Un altro aspetto fondamentale per prevenire appunto questi tumori è appunto l'attività fisica. La maggior parte delle volte coloro che svolgono appunto una vita sedentaria spesso appunto incorrono al tumore. Questa tematica è anche importante per quanto riguarda l'aspetto psicologico del paziente e della famiglia. Noi a scuola nei scorsi giorni abbiamo parlato del diritto alla salute e al diritto alla morte, che purtroppo il diritto alla morte vuol dire che se non ci sono chance di sopravvivere, il paziente viene accompagnato con delle cure facilitate alla morte tramite le cliniche specializzate del dolore. Oggi Club Lions all'interno degli istituti scolastici Montalcini per parlare di una tematica importante, il progetto Martina e dunque educazione alla salute e prevenzione. Primo appuntamento il progetto Martina, che è uno dei temi a cui i Lions sono molto legati. Agrigento Host, di cui io sono il presidente, oggi inizia da questo corso di formazione, abbiamo dei docenti che sono soci del nostro club, quindi questa è già una cosa importantissima, e parliamo di informazione, di cultura della prevenzione. La prevenzione nello specifico ai tumori, purtroppo ci sono tanti tumori che già iniziano in età giovanile. Oggi siamo qui per fare informazione, per fare cultura, e quale luogo migliore della scuola che è la culla della cultura. Il progetto Martina si inquadra perfettamente negli scopi dell'ionismo, uno dei quali recita prendere attivo interesse al bene civico, culturale e sociale della comunità. I Lions hanno deciso di attuare questo progetto
che permette a medici specialisti competenti di rivolgersi ai giovani e parlar loro di tumori. La lotta contro i tumori inizia a scuola, così ha detto una giovane Martina, una donna affetta da un gravissimo tumore che prima di lasciare questa terra ha lasciato un testamento ai giovani affinché possano conoscere e prevenire questa gravissima malattia. La prevenzione inizia dalla scuola, perché informare i giovani, diffondere la cultura della prevenzione, far capire che il tumore, pur raro nei giovani, esiste anche nei giovani. Infatti, se noi vogliamo veramente fare in modo che i giovani sviluppino questa cultura della prevenzione e modifichino in modo positivo, vantaggioso gli stili di vita e i loro comportamenti, bisogna non solo dire non fare questo, non fare quest'altro, eccetera, ma spiegare loro perché questa cosa è bene non farla e perché se si fa un'altra cosa il vantaggio è grande in termini di salute. Una chiacchierata sul tumore del collo dell'utero e la prevenzione, soprattutto la prevenzione contro il papillomavirus, e quindi la possibilità di avvalersi sempre di un vaccino, il vero vaccino non solo antinfettivo ma anticancro, perché il papillomavirus è nel 95% di tutti i tumori del collo dell'utero, della vagina, della vulva, dell'ano, nei due sessi, e nel pene e anche del cavo oro buccale, quindi bocca, lingua e laringe. È una grande scoperta e la possibilità di contrastare e salvare le generazioni con una banale adesione al papillomavirus. Ma non basta, occorre anche stili di vita prudenti, quindi attenzione alla promiscuità e alla prudenza nei rapporti, quello che stimoliamo anche l'educazione sentimentale e affettiva, non solo sessuale, ma è importante parlarne, perché i genitori e le scuole spesse volte per problemi di sensibilità non sono ancora all'altezza delle corrette informazioni e i ragazzi pescano fake news su internet e sul mondo del web. Quindi volersi bene, aprirsi ai sentimenti, ma non rischiare di bruciare tutto una sera nei fumi dell'alcol o di sedili di una scomoda 500. Queste occasioni sono rare e sono invece molto rilevanti. Io nello specifico oggi mi occuperò dei tumori del testicolo, che sono una patologia che è prettamente giovanile, proprio rivolta proprio ai giovani, perché colpisce proprio questa fascia d'età. È giusto mettere i ragazzi sull'avviso, dare loro le giuste informazioni per poter regolarsi bene, per poter prevenire questo tumore che, se ben precocemente individuato, porta a guarigione quasi nel 95% dei casi. You make me feel